Il cattivo scolaro si mette nell'ultimo banco, come dice Thomas Mann di un suo eroe, e col senso di sollievo di chi lascia il campo della gara resta nell'ultimo banco, disprezzato ma indisturbato. La peculiare esistenza dell'artista, priva di ambizioni borghesi, è proprio simile a un ultimo banco che lo sottrae ad ogni responsabilità e ad ogni controllo. Il paradosso della sua sorte sta nel dover ritrarre la vita ed esserne insieme escluso. Ne risultano complicazioni gravi e spesso inestricabili. Verso l'arte Thomas Mann è severo, inesorabile. Infatti, se egli ci mostra tutte le esistenze problematiche, ambigue e sospette, il debole, il malato, il degenerato, qualsiasi avventuriero, cavaliere d'industria o delinquente, e in ultimo perfino Hitler, come affini psichicamente all'artista, questa è la più tremenda accusa che sia mai stata elevata contro l'arte. Arnold Hauser,